E sempre sul tema case di riposo, le organizzazioni sindacali premono sulla regione e chiedono task force provinciali coordinate dai prefetti. Il contagio è incontrollato, si rischia una ecatombe, denunciano CGIL, CISL e UIL. Angelo Pangrazio. La situazione nelle case di riposo del Veneto è drammatica, aumenta il numero dei morti e dei contagiati sia tra gli ospiti che tra il personale. Siamo di fronte a un colpevole ritardo da parte della Regione che non affronta in maniera adeguata questa emergenza. Si rischia un'ecatombe. CGIL, CISL, UIL ora chiedono task force provinciali coordinate dai prefetti per intervenire sul fronte delle case di riposo. Bisogna fare presto, insistono i sindacati, mentre si contano decessi e centinaia di contagi dalla provincia di Verona al Bellunese. Sono oltre 30.000 gli anziani ospitati nelle 378 strutture distribuite sul territorio. Stiamo parlando di persone fragili e la preoccupazione nasce perché se il contagio dovesse passare in maniera importante in queste strutture sarebbe nefasto per gli esiti che potrebbe avere. L'esplosione di epidemia purtroppo che si sta verificando denuncia sicuramente un ritardo nell'intervenire per attrezzare sia i dipendenti e sia gli utenti con tamponi preventivi e con tutti gli ausili e le attrezzature di protezione varia. Si chiede un'assoluta priorità sul fronte dei tamponi per conoscere la situazione di ogni casa di riposo, procedendo all'immediata separazione degli ospiti contagiati.